352. No, scusa, è una cosa nostra. Ha parlato Neres, quindi leggiamo le sue parole, poi siamo tranquilli, insomma, perché non si sono fatti male altri che speriamo non si facciano male, quindi rientrano tutti, ci avviciniamo al Milan, cominciamo. I rumori. 352 Di Lorenzo centrale. Dovete perdonarmi, è una sofferenza mia. Benvenuto di Average Sand, cioè la sabbia media. Le posizioni medie sarebbero quelle che ci potrebbero aiutare benvenuti, iscrivetevi al canale. Se però iscrivetevi al canale solo se volete prendervi il rischio poi di guardare le partite in modo diverso, e a volte diceva quello in Matrix che l'ignoranza è un bene, alle volte mi farebbe piacere godermi il calcio senza capirne niente, senza guardare i movimenti senza palla dei giocatori, così. Sono state un paio di settimane dure, devo dirvi la verità. Lasciate un like però, perché è un video leggero dove noi parliamo delle parole di Neres, ci spostiamo. Prima però guardiamo che ieri, come annunciato, insomma, Anguissa partiva dalla panchina, non è entrato, il Camerun l'ha gestita bene, dato un gol subito, quindi forse non c'era nemmeno l'esigenza di mettere Anguissa e di rischiarlo. Resta la domanda: perché sei partito se non eri al 100%? Perché Anguissa gioca se sta al 100%, mi sembra chiaro. E Anguissa è proprio la chiave, perché mentre i tifosi si stanno affannando dietro questa questione del modulo, e invece no, e se Gilmour riesce a darti quello che ti dà Anguissa, e allora si può fare. Se invece non ce l'hai e Anguissa, oppure quando gioca Anguissa non sta al 100%, è lì che il Napoli perde tantissimo, oltre ovviamente alla presenza di uno che ti può saltare l'uomo, che si può prendere un paio di avversari addosso, come era Kvara e come adesso deve essere Neres. E arriviamo alle parole di Neres. Non l'ha giocata tutta Olivera, esce mi pare al 56esimo, una cosa del genere. Sì, infatti. Quindi qua non l'ho vista, quindi non lo sappiamo. Non dovrebbe essere un problema fisico, perché altrimenti lo avremmo saputo, quindi non c'è problema. Ma andiamo verso, secondo me, visto che tornano tardi, verso uno Spinazzola confermato. Terzino non esterno, però Spinazzola lo sappiamo che va in avanti e fa un po' il doppio ruolo, specialmente se continuiamo ad avere Raspadori in avanti, che Conte ci ha descritto non un esterno, quindi Raspadori per vie centrali a cercarsi la sua zolla, e se qualcuno deve andare là si sta nelle ultime partite allargando McTominay, creando, e chiedo scusa alla community che mi segue con affetto, ma mi rivolgo a magari uno, ma me ne basta uno nuovo che arriva su questo canale. Non vi siete visti l'intervista con Ferré? Non fa niente, è un 4-2-3-1, signori, è un 4-2-3-1, che piaccia o meno, è stato contro il Venezia un 4-2-3-1. Andiamo alle parole di Neres. Spostiamo e vediamo le parole di Neres. No, adesso le vediamo, però è proprio lì. È tutta lì. Quando io accendo la radio e ascolto due cose, il tifoso si sta occupando di due cose. 352 che non funziona perché Di Lorenzo, ho sentito queste parole, Di Lorenzo centrale non ti dà poi la sovrapposizione con Polità. Questa è la posizione media di Lorenzo centrale. Il tifoso è padronissimo di non capirne e di vedere una cosa per un'altra, ma se tu telefoni a una radio, quello che ti risponde ti deve dire: in realtà non è proprio così. E invece hai ragione, è meglio quando gioca terzino. Chiedo scusa, chiedo perdono, abbiate pazienza, ma soffro. Andiamo avanti. Ed ecco le parole di Neres. Neres, la scozzafava, lo intervista per il Corriere, credo, della Sera. Le storie che io racconterò nei miei prossimi contributi. Vi ringrazio a nome di Ciccio Caputo. Mi sposto per farvi vedere la mia personalizzata con il Paris Saint-Germain e con... Perché non sorride mai? Ricordate la faccia di Neres, così le telecamere mi mettono a disagio. Poi sono timido con chi non conosco, un timidone, che però sappiamo che quando entra in confidenza con il gruppo diventa anche uno che partecipa alla festa o la scatena, quindi l'abbiamo imparato a conoscere Neres.
Poche foto sui social, questo è un punto a me molto caro. Ha fatto un'eccezione per il suo compleanno il 4 marzo. Neres dice: non li uso molto, forse sono vecchio. E poi, ascoltatemi, ascoltatelo, se fai bene ti elogiano, se fai male ti insultano. Quando cedo alla tentazione mi arrabbio. Meglio guardare negli occhi le persone, bisognerebbe far capire ai ragazzi che il mondo virtuale può essere pericoloso, tutto è estremizzato. Grazie David, mi accodo e ripeto sempre a ogni piè sospinto che questi leggono tutto, che questi guardano tutto sui social, stanno una continuazione e leggeranno anche, perché non ho detto la seconda cosa su cui i tifosi si stanno ingrippando, è sul fatto che ci continuano a dire Conte al Milan la prossima stagione, Conte alla Juve, la prima scelta è Conte, e i tifosi leggono, si ingrippano, ma c'è il contratto, perché? Perché Conte non dice qualcosa, perché la società non fa un comunicato, perché il contratto non serve a niente e dovremmo averlo imparato, ma noi dimentichiamo certe dinamiche. L'importante, io perché sono sereno in questi giorni, ragazzi? Io, al di là della questione del modulo che mi fa stare male fisicamente, ma sono serenissimo perché non cado dal pero, il famoso pero, no? Visto che non siamo caduti dal pero con la situazione Spalletti, Mertens e tutte le cose così. Mertens non perché lui avesse il contratto, ma perché ci dicevano di stare tranquilli, mentre io non stavo tranquillo. Non cado dal pero, quindi se io non cado dal pero, sì, soffro, perché ho unito i puntini e ho guardato le posizioni medie, soffro quando sento che il Napoli gioca 3-5-2, ma non cado dal pero se deve succedere qualcosa. E conoscendo Conte, conoscendo alcune dinamiche, io non cado dal pero. È semplice, io sto bello aggrappato al pero. E insomma, i social, quindi come li leggono i tifosi, li leggono anche i giocatori. E tutta questa cosa non fa benissimo, ma non cado dal pero perché so che il centro della comunicazione non è a Napoli. Potrebbe sorprendere qualcuno di voi. Non siamo il centro del mondo, non parte da noi. L'Ajax è stato il momento migliore, ma subire un infortunio dopo un anno straordinario è stata una sfortuna. Non immaginavo neanche quanto fosse difficile. Ero certo che sarei tornato più forte, ma in realtà una volta rientrato ho giocato poco. Questo è il vecchio infortunio. Speriamo che adesso dopo questo infortunio giocherà molto nella sua carriera. La chiama De Zerbi. Quando sono arrivato allo Shakhtar mi sentivo benissimo, ero pronto e con De Zerbi mi allenavo bene. Poi però la guerra ha interrotto tutto e c'è stato un lungo periodo senza partite. Sono tornato in Brasile. All'inizio mi sembrava quasi di essermi ritirato dal calcio. Il primo mese mi sono divertito, poi ho iniziato ad annoiarmi, Questo va tenuto sempre sul pezzo, Neres, altrimenti si annoia. Sono stato fermo fino a quando è arrivato il Benfica, mi è sembrato un'eternità. Perché ha detto sì al Napoli? Perché è arrivato l'offerta. Fino a quel momento avevo giocato in squadre top, ma non in campionati forti come quello italiano, appunto. I giocatori ripetono ogni volta che il campionato italiano è tatticamente più interessante perché impari molto, le cose che si dicono. Il Napoli mi ha dato questa opportunità, non ci ho pensato su due volte, è un club con un progetto, il famoso progetto. Chi vince lo scudetto sorride e allarga le braccia. Il Napoli, why not? Perché no? Non è facile, ma di sicuro ci proveremo fino alla fine. Non possiamo mollare mica adesso, e mi sembra il caso. Rientra da un infortunio dopo 50 giorni, giocherà con il Milan domenica, lo spero, ma decide Conte ovviamente. Qua io vi rimando a una cosa che... a un modo di pensare dell'epoca di Calzona. Calzona vedeva i rientranti dall'infortunio con il dubbio, non so quanto mi reggono in campo, ovviamente parliamo di recupero completo, non di giocatori a mezzo servizio. Se hai recuperato da completo, Calzona come sua mentalità li mette dentro e poi li tira fuori quando vede che hanno finito la benzina. Simile era Spalletti, ricordate il ritorno dall'infortunio di Zielinski? Per riprendere la forma io lo devo far giocare. Dobbiamo capire come la pensa Conte, perché con Anghissà per esempio lui lo butta dentro. Secondo me ci sono dei giocatori che lui ritiene fondamentali e che se anche non sono al 100% per lui giocano, e altri
dove si può nascondere dietro il fatto non stava al meglio, quindi non lo voglio utilizzare. Lo capiremo, perché Neres è fondamentale per noi, ma dobbiamo capire se negli equilibri ci ritroviamo. E con il rientro di Neres già pure chiariamo pure la situazione del modulo, perché cambierebbe tutto. Che allenatore è Conte? Sgrana gli occhi, Neres che sgrana gli occhi e ride, molto simpatico. Chissà che intendeva, simpatico. Sono serio, pretende tanto da ogni giocatore, per me è perfetto perché quando un allenatore non è esigente tendo a rilassarmi. Occhio. Qua mi faceva notare anche l'amico Bellino dell'abbonamento, gli amici Bellini di Telegram, Francesco, diceva questo è uno di quelli che probabilmente ha bisogno anche di un competitor sul suo ruolo per non rilassarsi. Tira fuori il massimo Conte, ti stimola, ti motiva come nessuno e ti rimprovera anche. Mi è successo dopo 2 settimane che ero qui. E lo ricordate che Conte lo ha detto più volte, Neres è un altro giocatore adesso, perché Conte quando poi va allo scontro contro qualcuno, con qualcuno che si è impegnato ai suoi occhi di meno degli altri, Conte ti fa fuori, questo non c'è dubbio. Ce lo racconta, avevamo fatto un amichevole e diciamo che non mi ero impegnato, mi chiamò da parte in maniera chiara e netta e diretta. In quel momento capii bene però chi avessi di fronte e come dovevo comportarmi, mi è servito. Ecco perché la presenza di un Conte, ecco, magari un allenatore un po' più buono, un po' più accomodante, che cerca di coccolare, magari con Neres non funziona, mentre Conte funziona con Neres perché Neres ha bisogno di uno che ti prende faccia e fronte. È vero quello che si dice dei suoi allenamenti durissimi, sono i più duri che abbia mai fatto, ho corso di più in questi 6 mesi che nel resto della mia carriera finora. La squadra più forte, l'Inter, come organico non c'è dubbio, col Napoli non ci ho giocato contro, ma col Benfica l'ho incrociato 3 volte e mi ha fatto impressione. Bastoni mi ha messo in difficoltà. Il compagno di squadra più forte, naturalmente Lukaku, cioè Neres va diretto, naturalmente Lukaku, leader in campo e nello spogliatoio, vi rimando al video sul discorso di Lukaku da leader. Poi Lobotka, prezioso per noi. E lei l'erede di Kvara? Io sono David Neres, nato a San Paolo, cresciuto con il mito di Messi e Ronaldinho. Come a dire, non vi dovete paragonare. Odiano sempre questi tipi di paragoni e anche queste eredità i giocatori. Kvara è un top player, uno di quei giocatori fondamentali per un club. Come persona e come amico mi è dispiaciuto sia andato via. Sfizioso anche vedere che per lui, vedi, per Neres, Messi e Ronaldinho, cioè 2 funambolici. Per Kvara l'idolo era Cristiano Ronaldo, quindi anche lì grande tecnica ma molto diverso come atleta. Bambini che urlano senza alcun motivo. Perché il Napoli sul più bello, senza di lei infortunato, ha perso tanti punti? Come a dire, senza di lei ha perso. Prima avevamo vinto 7 partite di fila, quindi un calo ci può stare. Il campionato italiano è molto competitivo, ogni partita è difficile e affrontiamo sempre squadre di alto livello. Queste ultime 9 partite sono decisive, adesso sì che è vietato fermarsi. Ha detto decisive, non ha detto sono 9 finali. Mi sento bene, un ricordo da bambino, giocavo con il pallone nella strada davanti casa, avevo 5 anni, papà era felice, mamma meno. Prima la scuola, poi il calcio, diceva. Alla fine ho accontentato entrambi, se non avessi studiato non mi sarei potuto allenare. Ho fatto il liceo e ho avuto il via libera da mamma. Un piano B lo aveva? In realtà no. Quando ho esordito in prima squadra con il San Paolo mi dissi ce l'ho fatta e qui resto. Il primo stipendio, non eravamo ricchi, mio padre e mia madre lavoravano, riuscivano a garantirci il piatto a tavola. Con i primi soldi non ricordo cosa comprai, ma ero felice. Il primo stipendio era di circa 30 euro. Pensai wow, sono ricco. Quando poi ho cominciato a giocare in Europa e sono arrivati i soldi veri, ho comprato una casa migliore alla mia famiglia in un quartiere più sicuro. A proposito proprio di sicurezza, arriva a Napoli dopo poche settimane, subisce una penicola, basta leggere i giornali per sapere che accade ovunque. Certo mi sono spaventato, ero con mia moglie, tornavo dallo stadio, mi è sembrato assurdo, avevamo vinto la partita, i tifosi ci avevano applaudito. Cosa ho fatto? Mi chiesi. Non hai fatto niente, amico mio, non hai fatto niente. In nazionale la prima volta la convocò il CT Tite, sì, e non gli risposi al telefono perché all'Ajax venivo aggiunto in vari gruppi WhatsApp una serie di numeri sconosciuti e lui non rispondeva
alle telefonate. L'obiettivo è tornarci in nazionale. Sì, faccio il massimo nel club, ho chance di essere convocato. Sì, faccio il massimo. Napoli mi farà rientrare in nazionale. Un pregio e un difetto di Conte, per carità. Mi piace tutto di lui, tira fuori la versione migliore di me. Un regalo, cosa desidera? Il più bello l'ho già ricevuto da mia figlia. Alla festa del papà una lettera, un disegno e un portachiavi. Cos'altro? E poi niente, cioè, Di Lorenzo sta giocando terzino. Il problema, signori, è Gilmour. E qua chiudo perché non è che se Gilmour riesce a giocare bene, ma anche se Conte gli chiede delle cose, perché nella prima partita di Gilmour lo abbiamo visto fare l'Anghissà, andare a prendere i braccetti avversari molto alti, invece è stato un po' più doppio play. Anche questo vi dovrebbe far capire che non era 3-5-2, perché se era 3-5-2 Gilmour avrebbe fatto la mezzala che fa quel lavoro là di Anghissà, invece ha fatto il doppio play, stava un po' più dietro ed è lì che non ha funzionato. Ma va bene così, chiedo perdono, chiedo molta venia e nel controllare se ci sono novità sul gruppo Telegram vedo un Ciro bellissimo, 2 Ciri. Madonna, che spettacolo. Vari nomi di mercato che non servono a molto perché siamo a dicembre. Poi ne parleremo. Amici bellini, Neres speriamo che sta in grande forma e che possa ridarci una soluzione alternativa a quello che è il giro palla, che poi si deve affidare a Lukaku con Raspadori che gli gira intorno. Può funzionare come ha funzionato delle volte, però il Napoli deve aumentare quella che è la media punti nell'ultimo periodo, altrimenti non c'è niente da fare. Stiamo lì, quindi c'è da giocarsela, a invertire la rotta. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie a tutti per la pazienza, mi sentite che così, però alla fine il fatto che voi restiate affezionati e vi guardate tutto il video così, pure per me è importante.